I tumori del polmone sono in realtà un big killer dell'oncologia. Pensate che in Italia ogni anno 44.000 persone si ammalano di tumore del polmone, in gran parte uomini, 30.000 uomini e 14.000 donne. E purtroppo è ancora una patologia che fa tante vittime, nel senso che noi abbiamo una probabilità in atto di sopravvivenza che non supera il 20%. E anche quando il tumore viene diagnosticato nella fase operabile della malattia, il 40-60% di questi casi è destinato a recidivare nei primi 5 anni. E allora è necessario porre in essere quanto necessario per capire chi si ha di fronte, perché in realtà i tumori del polmone sono tante malattie diverse tra di loro, non sono una singola malattia. Noi li definiamo tumori del polmone per la sede, ma sono malattie completamente diverse. Io faccio sempre un esempio, l'esempio delle automobili. Dire io ho un tumore del polmone è come dire io ho un'automobile. C'è un mondo dietro, dalla City Car alla Ferrari che corre in Formula 1. E allora oggi abbiamo la possibilità di fare un identikit del tumore che abbiamo di fronte per trattarlo in maniera strategicamente adeguata. Noi in termine tecnico parliamo di profilazione. Cosa significa profilazione? Significa andare a vedere se il tumore del polmone che ho di fronte ha dei punti che io posso aggredire con dei farmaci innovativi. Noi abbiamo dei farmaci a bersaglio molecolare che lì dove c'è questo tallone di Achille della cellula neoplastica che ho di fronte possono essere utilizzati e sono farmaci estremamente efficaci che servono a dare delle sopravvivenze prima impensabili a pazienti che erano destinati ad avere una prognosi infausta nel breve periodo. Ma oltre che di questo noi parleremo anche di tumori che non hanno queste mutazioni che sono draggabili. Parleremo di questi tumori e di quanto importante sia l'aggiunta dell'immunoterapia alla chemioterapia, che ha da un lato nel tumore ancora potenzialmente operabile, portato all'operabilità stessa, un tumore che prima non lo sarebbe stato, e dall'altro lato ha aumentato la sopravvivenza di questi tumori. E lo stesso discorso anche in tumori nella fase avanzata metastatica che hanno visto migliorare notevolmente la prognosi di questi pazienti con una qualità di vita la migliore possibile. Resta sempre comunque un monito per tutti noi: evitiamo di fumare, perché la prevenzione del tumore attraverso un comportamento e uno stile di vita adeguato che eviti il fumo di sigaretta, che è correlato allo sviluppo del tumore, sicuramente è ancora un'arma estremamente importante per combattere questo tipo di malattia, che è una malattia, come abbiamo detto, estremamente importante, uno dei big killer dell'oncologia. Lei ha parlato dell'abbinamento di un'altra terapia alla chemioterapia. Ecco, cosa è e cosa cambia? Io ho parlato sì della immunoterapia. L'immunoterapia serve sostanzialmente a potenziare il nostro sistema immunitario, cioè le nostre cellule soldato. E allora, da un lato la chemioterapia aggredisce le cellule tumorali, ma se noi potenziamo il nostro sistema immunitario, queste cellule tumorali verranno anche aggredite dai nostri linfociti, dalle nostre cellule soldato, potenziando l'azione di questo trattamento chemioterapico. E in realtà diversi studi hanno dimostrato che così è, che questo razionale scientifico risponde a una realtà clinica, per cui associare l'immunoterapia alla chemioterapia dà dei vantaggi sia in termini di risposta che in termini di sopravvivenza.